Buongiorno e bentornati. Oggi siamo in zona San Martino di Castrozza e siamo arrivati al rifugio Tognola e questo è il percorso. Alla fine del percorso questo è il balcone panoramico. Siamo a 2036 metri, gli ex ruderi del rifugio Tognola, e da qui è uno spettacolo grandioso. C'è un balcone panoramico con tutti i nomi delle montagne, quindi vi consiglio di raggiungere questo posto. Siamo sull'Alpe Tognola, adatta ai bambini, poi qui c'è anche un bike park e da qui partono escursioni verso il lago Rai. Qui vedete abbiamo la cima Tognola, cime di Col Bricon, dove sono anche i laghetti, e lì possiamo anche scorgere da in fondo il catinaccio di Antermoia, Cavallazza, e questo è tutto il balcone panoramico che, insomma, non sto qua a elencarvele tutte, ma le principali. Abbiamo anche la Marmolada con Cima Uomo, Gran Vernel, Punta Penia. Qui davanti abbiamo il Cimon della Pala, Rosetta, e abbiamo anche Cima di Bal. Là in fondo vediamo anche il gruppo delle Dolomiti Bellunesi con la Sastemura, insomma, quindi è un gran balcone panoramico, è spettacolare da qui. Si può arrivare su a piedi o tramite cabinovia, quindi c'è ampia scelta. E sotto qui c'è l'abitato di San Martino di Castrozza, che offre poi tutte numerose passeggiate poi appunto sulle pale di San Martino, quindi qui c'è da sbizzarrirsi. Ecco qui i ruderi. Poi da qui parte anche il rifugio Panzer, da qua sotto. È una zona che offre molte escursioni e camminate anche per grandi e piccini soprattutto. Bene, grazie per la visione, alla prossima!